nel Veronese ce ne sono 91. Partiamo oggi con 6. Ha una grinta. Sì, questo sì. Anche io, là, su 15.000 euro che prendo in pensione, ne ho pagati 5 e l'hanno passati i ticket. È una roba vergognosa. Vergognosa. Basta, è ora di finirla. Basta, è proprio così. Alessandra Moretti, molto lieta. Adesso vado verso il vostro ospedale. Speriamo che non si chiuda. Infatti siamo di Speriamo su questo, ci speriamo tantissimo, guarda, perché l'ospedale di Giuseppe è sempre stato attivo su tutto. Si rischiano tanti posti di lavoro. E bisogna difenderlo però. Che qualcuno lo vorrebbe chiudere. E quindi lo dobbiamo difendere. L'anno scorso ho fatto 4 ospedali, male qua. E qui invece, eliminando gli sprechi e le inefficienze che ci sono, aumentare i servizi di prossimità e quindi i servizi più vicini al territorio. proposta di legge. Io sono un invalido del lavoro, un esodato del lavoro. Ho 30 anni di contributi, quasi 35, e con la ultima legge Fornero sono fuori gioco. Anche le donne, non è perché però qualcosa in più. Un'altra marcia, perché c'è il problema di chi perde il lavoro a Sì, ma hanno detto 40-50 andare a anni. cercare lavoro, mi ha detto che sono vecchia, 45 anni sono vecchia. Noi diamo a chi non aveva nessun tipo di tutela se usciva dal mondo del lavoro anche per un licenziamento, adesso invece chi rimane disoccupato possa avere tutta l'indennità di disoccupazione, il trattamento di fine rapporto. Ci sono le risorse, ma qual è il problema? Che se tu regione non sei in grado di fare una progettazione europea seria, dove tu indichi all'Europa un progetto di sviluppo, una pianificazione, se l'Europa non ti dà niente, ma giustamente non ti dà i fondi. E i veneti capiscono che sono stati presi in giro su tante questioni, a partire da questa. La varietà di marmi è straordinaria. Per progettare il futuro a volte bisogna avere il coraggio anche di fare delle scelte impopolari, ma utili per garantire una speranza e una prospettiva migliore rispetto a quella di adesso.